chiamarle malattie e non disturbi. Sono malattie multifattoriali e ad ampio spettro. Cosa vuol dire? Colpiscono tutti indistintamente. Non ci si riduce ad anoressia o bulimia o binge eating, ma sono veramente molti. Vi ho detto anche che avevo 17 anni, questo perché solitamente l'età d'esordio si attesta durante l'adolescenza. E dunque benvenuti a questo nostro focus, questo approfondimento di oggi lo dedichiamo ai disturbi alimentari. Avete sentito questa giovane ragazza che racconta un po' anche, si mette insomma in primo piano, ha manifestato il 19 qualche giorno fa davanti alla prefettura di Catania in una manifestazione che poi tra l'altro è stata anche a livello nazionale, Catania è stata anche coinvolta. Perché? Perché riaccendere i fari e l'attenzione su disturbi alimentari non è mai troppo scontato. Anzi, alla luce anche di quello che è avvenuto a livello nazionale con i fondi, prima erano stati stanziati 45 milioni, poi sono stati decurtati o comunque non considerati, poi c'è stato l'intervento del ministro Schillaci che ne ha destinati 10 milioni proprio alla cura dei disturbi appunto legati all'alimentazione. Insomma, ha fatto anche un po' insorgere tutte le associazioni e soprattutto anche chi soffre, diciamo, di questa che la ragazza chiamava malattia multifunzionale. E questo pomeriggio cercheremo di capirne di più e soprattutto invito anche chi ci ascolta di formulare anche richieste al 342 74 55 005, perché questo pomeriggio avremo anche in studio Maria Piana, che ringrazio. Buon pomeriggio. Grazie a voi. A lei per essere qui. La sua è un'associazione Stella Danzante che vuole essere anche vicina alle famiglie. Noi appunto lo abbiamo scritto nella nostra anticipazione, perché le famiglie sono inevitabilmente le prime anche ad essere coinvolte, no? Quando un figlio manifesta appunto queste difficoltà. Do il benvenuto anche, ma ancora non la vedo collegata, ma fra poco lo avremo. Intanto ringrazio per essere con noi Martina Anzalone. Buon pomeriggio Martina, ti vedo malino, ma cercheremo di perfezionare, diciamo, questi collegamenti. Oggi non sono facili. Tra l'altro Martina testimona in prima persona di quello che vuol dire entrare, diciamo, in questa spirale sicuramente non certo facile. Partiamo da lei, Maria Piana. La difficoltà, queste famiglie che si trovano appunto a dover fare i conti con come dire, l'inizio di un iter, che poi è un inizio di un iter che è lungo, complesso, difficile, anche doloroso spesso. Sì, diciamo che fra l'altro nel momento in cui si manifestano i disturbi alimentari non è facile riconoscerli. Spesso le famiglie si trovano in questa posizione, non sanno perché il figlio si comporta in un certo modo, quindi ci vuole spesso del tempo. In genere sono circa 2 anni quelli che richiedono una perfetta conoscenza, anche perché la persona che si ammala non è come una qualsiasi malattia, non accetta di essere ammalata, non lo ammette, quindi deve fare un percorso molto lungo e la famiglia normalmente ha grossi problemi durante questo periodo, che per loro viene chiamato luna di miele, perché a quanto pare stanno bene, trovano dei vantaggi nella loro malattia. Certo, quindi e è quindi ancora più loro difficile, no? Non accettano certo. di essere. Normalmente una famiglia attenta, quando si accorge, cerca di aiutarli. E nel momento però in cui l'ammalato chiede aiuto, è importante poter intervenire tempestivamente. Certo. Su questo magari parleremo dopo. Sì, infatti lo approfondiremo ancora di più. Martina Anzalone, chiedo a te, ti do del tu perché hai 21 anni, tu a 16 anni hai cominciato a soffrire di queste, insomma, avere problemi col cibo. Raccontaci un poco, questa luna di miele l'hai vissuta anche tu, questo periodo nel quale tu pensavi di stare bene? Sì, sicuramente sì, è stato un periodo in cui mi sentivo forte nel poter controllare il cibo, mi sentivo potente nel vedere magari i numeri della bilancia diminuire e poi ovviamente
è finita, cioè, nel senso mi sono resa conto che forse i pensieri che avevano Abbiamo qualche difficoltà anche con te con l'audio, speriamo di poterli risolvere. Intanto vedo collegata la dottoressa Carmelita Russo, neuropsichiatra infantile dell'ospedale Ciriale. Buon pomeriggio, grazie per essere con noi, dottoressa. Non so se lei ha sentito un po', non so se ha sentito un po' quello di cui stavamo parlando, era collegata. Comunque noi stiamo parlando di, almeno anche la dottoressa Piana ci diceva, la luna di miele, no? Questa prima fase nella quale si ha quasi uno stato di benessere, no? Invece questo stato di benessere poi non è assolutamente, già da subito si trasforma in qualcos'altro. Allora, questa luna di miele noi la ritroviamo in tutti i pazienti, in tutte le pazienti, perché prevalentemente sono femmine, ma abbiamo anche i ragazzi ricoverati con la stessa problematica. La ritroviamo all'inizio quando si comincia a organizzare il disturbo. È una luna di miele in cui il paziente, noi diciamo, è egosintonico, sta bene col suo disturbo, rifiuta le cure, vive un momento veramente di gloria, di onnipotenza, che è legato al controllo che in quella fase è totale, quindi controlla le calorie, il cibo, il peso, ma anche a fenomeni neurochimici che non sto qui a spiegare, cambiamenti che si hanno proprio a livello della neuromediazione cerebrale che rende euforici, come in tutte le dipendenze. Quindi c'è anche un correlato da un punto di vista strettamente scientifico che ci spiega perché queste pazienti non vogliono essere aiutate, piuttosto oppongono rifiuti, oppongono in qualche modo, non accettano la cura, e il che rende molto difficile l'approccio soprattutto ai pazienti maggiorenni, ma anche ai minorenni. Io mi occupo di età evolutiva, è difficilissimo agganciare pazienti. È chiaro che quando sono molto giovani il lavoro di alleanza che facciamo con i genitori, di fermezza che mettiamo in campo contro il disturbo, ci permette di superare questa barriera. E poi, superata la barriera, certo le pazienti accettano l'aiuto. Io ricordo una paziente molto grave che ci lasciò dopo 2 anni di lavoro, di terapia, ne è uscita e ha detto grazie per aver lavorato prima contro me, contro nella fase di innamoramento del disturbo, poi con me, perché inizia, e poi per me, nel senso che lei accettava le cure pur non essendone convinta, e infine con me. Quindi questo percorso è lungo. Certo, è lungo. Vorrei chiedere a Martina, quando si è resa conto che appunto questa fase di euforia, come ci diceva la dottoressa Russo, è passata? Mi ricordo in particolare un evento, cioè quando ho iniziato ad avere paura persino delle calorie del dentifricio o anche medicine che mi servivano ogni giorno per altri problemi. E a quel punto mi sono spaventata anche quando durante una forte fase di iperattività mi sono ritrovata una notte a camminare avanti e indietro nella mia stanza per ore e ore. Ecco. Mi ha messo paura. Certo, Maria Piana, le famiglie raccontano insomma questi vissuti che poi sono sconvolgenti, no? Anche nella quotidianità. Sì, le famiglie raccontano soprattutto questo, e raccontano di come la loro vita sia stata sconvolta da un evento inaspettato. E quello che in genere dicono le famiglie delle loro figlie è che erano ragazze bellissime, solari, intelligenti, che non gli avevano mai dato problemi perché erano brave a scuola, perché erano perfette. Ecco, questo è forse il problema più grosso. Queste ragazze rincorrono una perfezione che poi alla fine è irraggiungibile. Certo. Però un genitore, nel momento che vede questa figliuola così perfetta, è contento, certo, non si rende conto. Quando irrompe il sintomo salta tutto, il castello di carte, e quindi la famiglia non sa assolutamente che pesci pigliare. In questo momento è importantissimo rivolgersi a qualcuno che può sostenere, ma sono domande banalissime.
cosa devo fare, cosa gli dico, se non mangia gli dico di mangiare, io sto lì, gli dico mangia, 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 oppure no, stai mangiando troppo in caso di alimentazione incontrollata. Quindi sono consigli semplici, banali, ma importantissimi. Importantissimi. Dottoressa Russo, nella sua esperienza, ormai anche lei conosce bene anche questo fenomeno e l'ha visto anche evolversi nel tempo. Si dice che in questi ultimi anni sempre più giovani, quindi si è abbassata l'età dei ragazzi, delle ragazze, che, soprattutto ragazze, lei diceva appunto che arrivano da voi, e soprattutto cosa racconta questa, cioè questo tipo anche di difficoltà, di paura, non so, a volte ripenso a una testimonianza di una ragazza che diceva davanti alla pizza mi viene da piangere, no? Cioè proprio non riusciva neanche a prendere quello che insomma è un cibo che tutti amiamo, a piangere davanti a una pizza. Sì. Beh, senz'altro l'età di esordio del disturbo si è abbassata molto. Io nella esperienza più che ventennale, circa 25 anni che mi occupo del problema, ho visto veramente come si è trasformato. In termini di esordio l'età è sempre più precoce, oggi la prevalenza è nella preadolescenza. 10, 11 anni, 12, 13, prima era più dell'adolescenza, anche se rimane l'adolescenza quella più colpita, però di fatto stanno aumentando questi casi. La novità è che vediamo anche bambini piccoli affetti da disturbo alimentare, non con la forma dell'anoressia tipica perché vogliono mantenere la magrezza, perché vogliono molti muscoli come nella bigoressia, ma nella forma comunque di rifiuto del cibo, di relazione alterata col cibo, per cui quello che mette in comune questi disturbi, vuoi che sia la forma anoressica, vuoi che sia l'iperfagia, no? Il binge dove si mangia in continuazione, vuoi un bambino piccolo che fa un disturbo, una neofobia, insomma dei disturbi anche gravi, perché i piccoli arrivano chiaramente con l'acetone, disidratati, il comune denominatore è che la nostra società, questa è la mia riflessione, il nutrimento che è sempre stato fonte di vita, di piacere, di convivialità, è diventato un oggetto fobico, fa paura o perché fa male, vedi i bambini piccoli che poi si impanicano le madri, si impanicano i bambini arrivano agli arresti alimentari o perché fa ingrassare o perché non fa bene. Quindi la novità è che si approfondisce l'età, piccoli e più adolescenti, ma è cambiata anche la forma. Oggi noi vediamo più difficilmente forme tipiche, no? Di anoressia tipica, li vediamo ancora, o di bulimia tipica. Vediamo invece dei disturbi alimentari con restrizioni, giornate di digiuno anche prolungate, poi eccesso alimentare, più un disordine collegato anche ad altri comportamenti a rischio, per esempio il cutting, no? Il tagliarsi. Molte ragazzine lo mettono in atto, i tentativi di suicidio, molte ragazzine ci presentano la disforia di genere, no? Il senso di identità incerta che c'è. Allora tutto questo fenomeno sta cambiando e esige ovviamente una risposta modulata su questo cambiamento. Quindi di fatto l'età si approfondisce ma cambia un po' anche la forma del disturbo. E poi abbiamo anche quello dei maschi Certo. che sì, un disturbo particolare che è la bigoressia, che a mio parere è sottovalutata perché sembra un comportamento molto adattivo, no? I ragazzi che vogliono farsi muscoli mangiano tante proteine, tanti integratori. La famosa tartaruga, no? La famosa tartaruga, esatto, mangia tartaruga. La tartaruga, quindi noi abbiamo le ragazze che idealizzano la magrezza, i maschi invece la muscolosità, ma il pensiero è lo stesso, c'è un'alterazione del rapporto col proprio corpo e col nutrimento. E il pensiero soprattutto viene rubato, uso questa parola, dal controllo, quindi questi ragazzi perdono quegli interessi tipici dell'età, no? Le amicizie, l'amore, la creatività, anche la ribellione, diventano veramente un po' automi il cui unico interesse è questo controllo. E come diceva Maria, che saluto, è una cara amica anche, oltre che collaborare, molti di queste ragazze, soprattutto le femmine, che partono da quel perfezionismo eccessivo e dall'insicurezza, paradossalmente quello è, diciamo, un fattore di rischio per il disturbo alimentare. Le ragazze, diciamo, un po' meno perfezioniste rischiano meno. E allora io chiedo a questo punto a Martina Anzalone se lei si sente una perfezionista, se
la molla insomma, che l'ha spinta o comunque il vissuto che lei ha avuto in questi anni, ora a 21 anni, sono cominciati a 16 anni. Sicuramente sì, solo che negli anni forse anche cioè come reazione a quella che è stata la malattia, diciamo, questa cosa l'ho persa, non riesco più a concentrarmi ad esempio nello studio, cose del genere, faccio molta fatica anche adesso. Quindi sì, un po' all'inizio, i primi anni, ma già da piccolina in realtà, non solo all'inizio della malattia. Dico, ad oggi invece tutto l'opposto. Ah, quindi No. insomma poi si trova un certo equilibrio, si riesce anche a superare, perché anche questo è quello che avviene, No, no? no, cioè, penso più che equilibrio sia apatia nel mio caso, scusate, perché non so, non riesco più a trovare un qualcosa che mi piaccia, ma anche legato al cibo. L'altra volta parlavo con una ragazza che è stata in piazza del fatto che anche lei quando assaggia qualcosa, magari dopo non averla mangiata per mesi o addirittura anni, dice, "Mm", però me lo ricordavo più, mi piaceva di più. E quindi intendevo questo. Ok, ok. C'è anche un altro aspetto che volevamo affrontare oggi, tra l'altro il tempo vola, proprio mi rivolgo a lei per quanto riguarda invece i percorsi terapeutici che si devono intraprendere quando appunto si affrontano questo tipo di disturbi e questa malattia e come siamo attrezzati noi in Sicilia. Ci sono strutture, sappiamo che c'è la carenza per esempio delle strutture residenziali, che è una carenza importante. La Sicilia nel 2017 ha pubblicato le sue linee guida dove sono previsti i vari livelli di cura, linee guida a cui ha partecipato alla stesura la dottoressa Russo. E andiamo dall'ambulatoriale che è la base per partire, dove ci si dovrebbe rivolgere nel momento in cui c'è un esordio di malattia e un intervento buono potrebbe portare a una remissione dei sintomi, un intervento precoce. In genere il successo è garantito dall'intervento precoce, perché una malattia radicata nel tempo rischia di cronicizzare. Infatti quello che in genere si dice sono i famosi 2 anni. Intervenire entro 2 anni dà molti più risultati. Certo, diventa sì, più efficace. E poi c'è l'ospedale, alla fine c'è la residenzialità che in alcuni casi è necessaria, però in Sicilia non abbiamo. Noi in questo momento abbiamo... Posso? No, prego. Ci sono degli ambulatori e per tornare ai fondi di cui parlavamo prima, col progetto i fondi in Sicilia sono stati destinati alla creazione di ambulatori. Ma non di comunità residenziali. No, solo per gli ambulatori. C'è un impegno pubblicitario, mi fermo per pochissimi minuti e poi ritorniamo subito in studio. Eccoci, stiamo parlando di disturbi alimentari. Dicevamo che in Sicilia non ci sono delle comunità residenziali. Noi abbiamo sentito la dottoressa Laura Dalla Ragione, che ha fondato a Todi un centro, Palazzo Francisci, che è diventato un riferimento per tutta l'Italia, ma anche in particolare per la Sicilia, proprio per chi poi vuole appunto continuare e andare in queste strutture residenziali che permettono anche un percorso insomma di recupero che dura ovviamente nel tempo. Sentiamola e poi la commentiamo. La Regione dovrebbe attrezzarsi per avere una rete completa di assistenza. Francamente, quando da me arrivano ragazzine dalla Sicilia, io sono disperata per loro e per i loro genitori, perché non è pensabile di potersi curare così lontano da casa nel 2024 in un mondo come il nostro. Quindi il primo aspetto che io voglio sottolineare è che purtroppo la metà delle regioni italiane non ha una rete completa di assistenza e quindi è necessario che la Sicilia, come altre regioni, abbiano una propria rete, cioè le persone devono potersi curare vicino a casa. Quindi questo è il primo punto. Poi sicuramente noi abbiamo una grande esperienza perché abbiamo il centro Palazzo Francisci aperto dal 2003, quindi sono 20 anni, però ripeto, nulla vale quanto la diagnosi precoce e l'intervento nel proprio territorio.
Dottoressa Russo, questo è un anello di questa catena, no? di interventi che si può fare. Lei cosa ne pensa? Ci sente a proposito di quello che ha detto la dottoressa forse non ci sente più, l'abbiamo persa. Vuole dirci lei qualcosa, Io insomma, che con conosce la anche la dottoressa, realtà di concordo con la dottoressa, perché comunque è vero, sradicare i ragazzi dalla loro realtà. Sì. Spesso i ragazzi per ricoverarsi fuori regione, Umbria è la più vicina, poi possiamo finire anche in Valle d'Aosta, vi rendete conto? Però tu sradichi questi ragazzi da una realtà anche scolastica, perché un ricovero in media dura 6 mesi. Per 6 mesi lasciano la scuola, lasciano gli amici, lasciano la famiglia, vengono completamente tirati fuori, scaraventati in un altro mondo. E questo non è bello, a parte vabbè, tutti i risvolti economici che ci possono essere per le famiglie. Dottoressa Russo, ci sente? Sì, perfetto. Volevo sapere lei cosa ne pensava di questa carenza delle strutture residenziali in Sicilia. Insomma, è un anello di una catena che si spezza, no? Sì, allora in Sicilia già nel 2014 si cominciò a lavorare su delle linee guida che sono state esitate nel 2017, che prevedono l'istituzione anche di 50 posti letto, 25 Sicilia occidentale, 25 Sicilia orientale, per la residenzialità, che come diceva Maria, e la dà la ragione, è uno dei livelli di assistenza quando sul territorio, col lavoro ambulatoriale che resta centrale e con eventuali ricoveri, si riesce a riprendere il caso, è meglio, perché il paziente resta nel territorio, nella famiglia, aiutiamo di più la famiglia. C'è un percorso più che un luogo, però è chiaro che in alcuni casi, soprattutto di adulti, perché io le dico che con i minori, lavorando bene e con la collaborazione della famiglia, riusciamo a tirarle fuori e non mandarle in comunità. Per esempio nella provincia di Catania abbiamo mandato in questi ultimi 20 anni solo 2 o 3 minori in comunità che avevano grosse difficoltà familiari, mentre il resto nei percorsi anche lunghi, 2-3 anni, riusciamo a tirarle fuori, ma ci sono casi che lo necessitano assolutamente. Quindi penso che chiaramente l'anello della residenzialità è un anello mancante su cui ci si deve attivare, le famiglie si stanno muovendo, anche i professionisti, soprattutto adulte cronicizzate. L'ambizione di noi neuropsichiatri è non farne arrivare nessuno al servizio assolutamente. Senza delirare. No, ma i percorsi e gli approcci ci consentono di lavorare bene. Ormai abbiamo modelli condivisi a livello nazionale nella neuropsichiatria infantile che danno ottimi risultati, dottoressa. Questa è una buona notizia per le famiglie soprattutto. L'ultima parola, ma siamo proprio in chiusura. Le chiedo a Martina, che messaggio vuoi dare tu alle ragazze, alle persone comunque che stanno vivendo e che hanno vissuto questi momenti anche con grande difficoltà? Io banalmente, ma neanche troppo, perché si pensa che è scontato, però no, appena si hanno i primi pensieri ossessivi riguardo il cibo, se diventa un'ansia, se nella quotidianità ti fa stare male, bisogna chiedere aiuto immediatamente. Se non lo si riceve bisogna fare un casino, ad esempio, perché ho avuto delle brutte esperienze con psicologi che all'inizio, soprattutto quando non manifestavo ancora una perdita di peso evidente, l'hanno un po' sminuita a una crisi adolescenziale. Mentre ovviamente che c'era qualcosa che non andava. Certo, quindi insomma non fermarsi mai e soprattutto cercare, almeno credo che questo possa riassumere un po' gli interventi di questo pomeriggio, cercare subito un riferimento qualificato che possa far aiutare, no, in questo percorso che poi ovviamente non è semplice, non è lungo, coinvolge più persone, insomma è multifattoriale, come ci diceva la ragazza all'inizio di questo incontro. Grazie per averci seguito, grazie alla dottoressa Russo, grazie alla dottoressa Piana, grazie Martina, grazie perché non è facile parlare in prima persona, soprattutto quando insomma si sono vissute le cose, quindi grazie doppiamente anche a te, grazie a chi ci ha ascoltato, buon pomeriggio.